Stava tutto, ci fatto sanguinaccio, non ti rimaneva senza fare un sanguinaccio di carnevale. Favorito, governo consolato. Zia Teresa, buongiorno. Uè, Salvatore, buongiorno. Da quanto tempo? Da 4-5 mesi. Che Siamo noi tornati? Siamo ritornati. A fare le nostre ricette. Le nostre ricette, ringraziamo il Signore che sono ancora qua. Sono ritornati e adesso cominciamo. Come mi siete mancata, zia Teresa? Dice la verità, Soprattutto le vostre ricette, ci dice la verità. Ma cominciamo, non ti caricare. Piano piano ricominciamo. E allora badiamo al sodo. Sì. Io vedo latte, questa c'è una cioccolata cava. No, cioccolata, ma fu sanguinaccio. Sanguinaccio? Perché siamo sotto carnevale. Quindi ricetta tipica di carnevale. Carnevale. E poi, tanti anni fa, si faceva con sangue e maiale. Ovvero era sanguinaccio. Però, Ci siamo adattati. adattati. Bene, buono stesso. Sì. Facetemi vedere, facetemi vedere. Ecco qua, oggi preparato l'acqua, ti faccio vedere, piano piano ti faccio vedere tutte cose. Capito? Oggi mi sto 200 grammi di cacao, 200 grammi di cacao in polvere. della vergine, guarda. Ecco qua. Mescoliamo tutto caldito. Tutto in un pentolino mettiamo. Sì, facciamo le cose piano piano e va sempre bene. Chi va piano va sano e va lontano. Vabbè. 300 grammi di zucchero e mescoliamo tutte cose insieme. 30 grammi di amido di mais. Amido di mais. Sì. Poi sta pure metta la farina. Voi mettete l'amido di mais. Metto l'amido di mais. Poi mettiamo una bella bustina di vaniglia. Una bustina di vanillina in polvere. Ecco qua. Ma posso dire una cosa? Dici, Ma vabbè. come avete fatto secco? C'è la verità. E ma era a fare qualche dieta. Io la fa dieta l'avete fatta non volendo, ma avete fatto una bella dieta. Avete perso una quindicina di chili, secondo me. Ho passato dei momenti un po' brutti. Siete resa tutti i momenti brutti. Perciò Sta passa. basta. Questo momento non stava qua, se non era per il Signore. E invece vi tocca cucinare ancora. Ecco qua, mescoliamo tutto e lo mettiamo sul fuoco. Ecco qua, Salvatore. Andiamo sul Mettiamo fuoco? Piano, sì. Mescoliamo tutto e mettiamo il latte dentro. Quindi prima si mette così e poi si versa il latte e il resto degli ingredienti. Cominciamo a versare un po' di latte. Sì, piano piano. Ah, quindi va un po' alla volta. Sì. Siete ma vi sono mancate così? E come, Salvatore? Anche se vi sono venuti a trovare qualche volta. Anche i miei foller mi sono mancati. Che cercavano di capire che cosa aveva avuto. L'importante è che siamo tornati Eh sì. e che è stato buono prima di ecco. tutto. Piano piano. Quindi torniamo piano piano, non tutti i giorni, ma torniamo. E ritorniamo. So, tutti quanti dicono, ma zia Teresa come sta, come sta? Avete visto quanti messaggi? Sì. Ma vanno proprio bene, zia Teresa. E io pure io allora. Adesso giriamo un E po'. facciamo fare gli otto, vedi? Facciamo piano piano andare in bello. Quindi già mettete sangue, zia Teresa. No, senza sangue. A me fanno poche impressioni. Guarda, dai piccione di mo mangiavo. Però non mi credo che ero sangue di maiale. Altrimenti può mangiare. No. A me fanno poche impressioni, zia Teresa. Però sei nato sapore, non c'è Vabbè, ma io sono convinto che pure il vostro sanguinaccio sarà buonissimo. Ma le faccio vedere. Zia Teresa abbiamo inserito tutto il latte. Sì, ma aspettiamo che si esce il bollore e poi ci mettiamo il resto della che ci vuole. Quindi al momento la situazione è questa. Sì. Aggiungi il bollore che si sta facendo a dentro, ci facciamo i pezzettini di cioccolata fondente. Cioccolata fondente a pezzettini. Sì. Quante ne mettiamo? 200 grammi. 200 grammi di Sì. cioccolata fondente. Ecco qua, si deve sciogliere, vedi? E guarda il cavato, che bellissimo. Guarda. Mamma mia, cadute. Poi ci mettiamo poco di cannella, Cannella? Giusto un po'. solo per quell'odore. E giriamo. E su sanguinaccio e zia Teresa, come ci sempre fatti. Ognuno lo fa a modo A suo. modo suo. Zia Teresa lo fa così. Bello, zia Teresa, è Ecco bellissimo. qua. Gusto da, lo facciamo raffreddare e ci mettiamo un po' che butto. Ma mettiamo qua dentro. Guarda il cavato. E che bellezza, zia Teresa. Quindi adesso lo facciamo raffreddare. Eh sì, e poi ci mettiamo un po' di burro. Ecco qua, mettiamo un pezzetto di burro e lo sciogliamo. Un cucchiaino di burro, quindi. Sì, perché dà un bel lucido, guarda. Che bella faccia che tiene questo sanguinaccio, zia Teresa. Ora ti faccio assaggiare. Salvatore, ti fatto sanguinaccio. Non ti rimaneva senza fare un sanguinaccio di carnevale. Ora ti faccio assaggiare, io non posso assaggiare. Assaggialo tu e poi mi dice con me. Zia Teresa, assaggia. Ok. Mmm. Favorito, governo consolato.